Parliamo di alcune problematiche che ci sono qui a Portogruaro con Riccardo Rodriguez, consigliere comunale della lista Portogruaro più. Tornando un attimo alla questione di Borgo San Nicolò, al giovedì compare spesso, per non dire sempre, un vigile all'inizio di Borgo San Nicolò perché deve in sostanza controllare che non ci sia nessuno che entri oppure venga fuori da Borgo San Nicolò contromano. Mi chiedo, lì viene messo praticamente costantemente un vigile a vigilare, no? Il rispetto del codice della strada, però di fronte all'ospedale di Portogruaro, che ci sono sempre i posteggiatori abusivi, lì invece il sindaco dice non posso impegnare i vigili urbani perché ne ho pochi. Allora mi viene un dubbio, cioè da un lato si vuole far rispettare il codice della strada, ma dall'altro, come dire, c'è una violazione, questi posteggiatori abusivi che chiedono sempre ripetutamente i soldi a chi va in ospedale, questo invece viene accettato. Questa è una questione che, se ti ricordi, avevo posto io in una interrogazione a inizio legislatura del 2010, quella dei posteggiatori abusivi, che in realtà il sindaco, il consiglio comunale all'epoca dribblò come sempre con un giro di parole, e io espressi la mia totale insoddisfazione. Ma non solo, da allora questa piaga, perché è divenuta di fatto una piaga sociale, si è aggravata, non si fa nulla. Io ricordo in un recentissimo passato, credo all'inizio primavera, di aver visto per un paio di giovedì l'assenza totale dei vigili, ma ho visto una camionetta dei carabinieri piazzata di fronte all'ex ospedale vecchio, proprio che dà di fronte al parcheggio, e poi non se ne è fatto più nulla. Tanto è vero che avevo pensato che il sindaco avesse chiesto aiuto ai carabinieri o al commissariato, in quanto appunto, come sai, la pianta organica dei vigili urbani non è al completo. Però è stata ahimè una meteora, e dopo di ciò non si è più fatto nulla. Quindi anche in questo Bertoncello usa due pesi, due misure, cioè da una parte mette un vigile a vigilare che non so fino a quanto e quanto possa vigilare sul Borgo San Nicolò, dall'altra parte lascia il parcheggio in mano alla criminalità locale di varie etnie, senza poi dimenticare, ma qui non voglio ghettizzare nessuno, che all'interno della sede dell'ex ospedale vecchio c'è attualmente la sede del CERT, il servizio che recupera gli ex tossicodipendenti che vanno a prendersi il metadone, e quindi credo che non sia edificante per la città vedere il mix di questi due fenomeni, cioè questo accattonaggio sul parcheggio e questa gente che evidentemente va a curarsi, bontà loro. Però io sono anni che dico che il CERT deve essere allontanato. Per nessuna di queste due cose si è mai fatto nulla, sebbene il sindaco avesse detto, per quanto riguarda il CERT, che avrebbe interessato l'ULSS, il direttore generale e i vari direttori generali che negli anni ci sono susseguiti, mentre per i posteggiatori abusivi non se ne è fatto nulla. Io credo che se si va avanti di questo passo la gente si rivolterà, perché non si può essere continuamente disturbati il giovedì, giorno di mercato, da questo o da quello che ti chiede la carità, che ti chiede dammi qualcosa da mangiare, ti guardo la macchina, tutto a scopo di lucro, per sottrarre alla cittadinanza anche l'euro, che oggi anche l'euro, un euro può essere importante, perché stiamo attraversando una crisi economica devastante. E come diceva qualcuno in campagna elettorale nel 2008, non della mia parte politica, si fa veramente fatica ad arrivare alla terza settimana del mese.